Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Incidente mortale poco prima delle 7 di oggi lungo il rettifilo della strada regionale 463 in comune di Codroipo, nei pressi dell'incrocio che porta alla frazione di Pozzo. Sono rimaste coinvolte due auto, una grossa utilitaria, il cui conducente ha riportato solo lievi ferite, e un'altra auto con a bordo due uomini e una donna che sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. La vittima è la donna di 72 anni, perita nel violento impatto. I primi a prestare soccorso a una pattuglia militare in transito dei Lancieri di Novara in attesa dell'arrivo dei sanitari. L'intervento del personale sanitario giunto da San Vito al Tagliamento e San Daniele del Friuli, oltre all'elisoccorso fatto decollare dall'aerobase di Campoformido e i vigili del fuoco volontari di Codroipo insieme ai colleghi di San Vito al Tagliamento. Rilievi di legge da parte della polizia locale UTI Medio Friuli. L'arteria è rimasta bloccata fino alla tarda mattinata per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza. Sono 4 gli indagati dalla volante della questura di Trieste perché si sono allontanati da strutture di accoglienza a Fernetti e a Prosecco, presso le quali si trovavano in isolamento fiduciario. Si tratta di 3 afghani, di cui una donna e un serbo. Durante il coprifuoco sono state sanzionate 11 persone, 4 di questi per strada tra le 22 e le 5. Sono stati intercettati dai carabinieri e 3 notturni dalla volante della questura, i 2 afghani verso le 22:30 in largo città di Santos e un italiano già noto alle forze dell'ordine in via Gallina, sempre alle 22:30 in palese stato di alterazione, che ha anche dato un pugno alla carrozzeria di un taxi. 2 dalla Polstrada, un notturno dalla Polmare e uno dalla Polfer. I locali controllati sono stati 102, di questi 68 dalla Polizia Locale di Trieste, di cui uno in orario di coprifuoco, 31 dalla Divisione Amministrativa e Sociale della Questura e 3 dai Carabinieri, 2 titolari sanzionati dai stessi militari dell'Arma. La Polizia di Stato di Gorizia ha deferito all'autorità giudiziaria uno sloveno di 63 anni, bloccato dopo aver percorso alcuni chilometri dell'autostrada A34 in stato di ebbrezza e contromano. L'attività è stata effettuata dal personale della volante della questura, allertato dalla sala operativa poco dopo le 20 di domenica, a seguito di una segnalazione. Un equipaggio già impegnato poco distante per controlli Covid-19 è riuscito ad intercettare e bloccare in sicurezza il conducente all'altezza della rotatoria di Sant'Andrea, prendendo dall'uomo come lo stesso fosse entrato in contromano all'altezza dello svincolo di Farra di Sonzo. Il conducente, parso subito in evidente stato di ebbrezza, è stato immediatamente sottoposto ai rilievi alcometici di rito, effettuati con l'ausilio della Polstrada. Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso di alcol nel sangue notevole superiore ai limiti di legge, pertanto è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza, mentre l'autovettura è stata posta sotto sequestro. Inoltre lo sloveno è stato sanzionato per l'inottemperanza delle normative previste in relazione all'emergenza Covid, poiché lo spostamento all'interno dei comuni della provincia di Gorizia non risultava motivato da alcuna ragione plausibile. Sempre in questi ultimi controlli il personale della volante ha tratto in arresto un 36enne romeno sorpreso in A34 nonostante fosse gravato da un provvedimento di carcerazione per l'espiazione di una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il quale risultava ricercato. Lo stesso, dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto alla casa circondariale di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. I sindacati si sono posti in stato di agitazione nel comune di Gorizia per supposte inadempienze da parte dell'amministrazione comunale, nella fattispecie del sindaco e della giunta, in relazione alla lotta di contrasto al coronavirus. In realtà, come i sindacati sanno, i dipendenti sanno, sin dall'inizio abbiamo adottato immediatamente
con grande tempismo le prime misure, perciò subito abbiamo cercato di distanziare le persone, la dotazione di gel, la dotazione di mascherine, recentemente anche abbiamo ovviamente la rilevazione della temperatura corporea. I sindacati dovrebbero sapere però che il datore di lavoro non è assolutamente né il sindaco né l'assessore, ma sono i dirigenti. Sin dall'inizio abbiamo detto non c'è problema di risorse, costi quel che costi, quello che per noi è prioritario in assoluto la sicurezza dei nostri dipendenti, da tutti i cittadini e a maggior ragione ovviamente anche dei nostri dipendenti. Abbiamo messo in una percentuale elevata i smart working, i dipendenti. Ho recentemente anche mandato una lettera a tutti i dirigenti per sollecitare che vengano messi nella maggior misura possibile in smart working i dipendenti e di adottare tutte le misure necessarie, che ripeto, guai se fosse il sindaco a intromettersi. Il sindaco ha chiesto perciò ai dirigenti, uno, di individuare i servizi essenziali previsti per legge. Non è il sindaco che può farlo, ma deve farlo il dirigente. Abbiamo chiesto perciò anche che siano i dirigenti a valutare quante persone possono stare in smart working e quanti invece necessariamente in presenza fisica. Non so se i sindacati hanno preso un abbaglio o perciò se hanno preso come bersaglio la giunta perché non conoscono la legge, perciò non sanno che le competenze sono di assoluta e rigorosa pertinenza della dirigenza e non assolutamente del sindaco e della giunta. Perciò delle due l'una, o i sindacati non conoscono la legge ed è plausibile, mi preoccupa perché i sindacati dovrebbero conoscere la legge, quantomeno per fare delle affermazioni coerenti, salvo che i sindacati non abbiano deciso, anche in questa circostanza, di fare politica anziché di tutelare i dipendenti. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.